No, le fave bollite. Amici di Bella Sicilia, entriamo nelle dimore di una volta. La scupa vede che io. Signori, buonasera a tutti. Buonasera, Ci buonasera. vediamo dopo un anno. Dopo un anno ci vediamo, sì, e continuiamo a giocare a scopa noi. A scopa luncitana, io capo. Attirati dai profumi, I di profumi cosa? sono le fave bollite e noi ci deleitiamo con La scopa luncitana, quindi. Scopa luncitana. In cosa sì. consiste questo Consiste in un gioco tradizionale del paese di Longi che si gioca spesso praticamente qui, è un gioco proprio di Longi. A dirla tutta, la gentilissima signora ci ha portato la pizza e noi l'abbiamo assaggiata. Quello che mangiano gli altri. Complimenti signora. Grazie. Lo vuoi un pezzettino? Tra poco l'assaggerò con grande piacere. Quello che mangiano gli altri praticamente noi facciamo le fave bollite, che sono pure una cosa tradizionale dei longesi che piace mangiare questo. Qua ci sono le carte in mano, vogliamo un pochino spiegare in pochi secondi. In pochi secondi praticamente una scopa quasi identica a quella della 70. La presa è sempre obbligatoria, bisogna prendere sempre, se no non vale. E poi se la carta è uguale a quella che uno tira, fa la scopa. È una scopa ed è un punto praticamente, e i punti, invece di contare gli ori a carte che sono 5 o 6 carte, praticamente con 5 si impatta alla scopa tradizionale e con 6 si ha l'oro, qui si conta a unità. Il re è un coccio, un punto, il cavallo pure, la donna pure, però il 2 due cocci, chi ne ha 16 cocci fa gli ori e chi ne ha 15 perde. Quindi gli ori si contano in un altro modo, così in poche parole, in sintesi diciamo. Ma quanto è bello passeggiare in questi vicoli e immergersi nei momenti anche di una volta. È bellissimo, vero? Mi fa piacere, l'anno scorso ho avuto l'onorificenza praticamente e quest'anno ci ritroviamo di nuovo con molto piacere qui. Qui si gioca sempre alla scopa. È stato un grande piacere, buona cena! Grazie, saluti a tutti, arrivederci, buone cose.